Ciao ragazzi, ormai ci siamo, manca davvero poco l'appuntamento con la festa sull'Aia, che vi ricordo è per domenica 28 settembre qui a Isola della Scala, nella centralissima Piazza Martiri della Libertà. In questi giorni state vedendo ciò che troverete, quindi le realtà che si esibiranno davanti a voi, facendo vedere la loro arte e soprattutto facendovi assaggiare le loro bontà. E tra questi ci saranno anche i gelatieri Zoldani, direttamente dalla Val Zoldana in provincia di Belluno, Val Zoldana e Zoppè di Cadore, perché è lì che è nato il gelato, il vero gelato veneto, portato poi in giro nel corso dei secoli per l'Europa e anche per il mondo. Vedrete questi maestri all'opera con le strumentazioni di un tempo, parliamo di macchine che hanno più di 100 anni, azionate a mano, totalmente in legno e con una artigianalità e una gestualità tutta da ammirare. Potrete farlo anche voi e anche assaggiare il gelato che nascerà dalle loro mani con una maestria che affonda le proprie radici molto lontano nel tempo, perché pensate che loro hanno cominciato, o meglio le generazioni che li hanno preceduti, hanno cominciato ad andare in giro per l'Europa a produrre gelato almeno da un paio di secoli a questa parte. Quindi se volete veramente vedere uno spettacolo unico e assaggiare anche il frutto di quello spettacolo, ovvero il gelato, vi aspetto qui alla festa sull'Aia in Piazza Martiri della Libertà a Isola della Scala. Mi raccomando, domenica 28 settembre vi aspetto qui dalle 15, perché a quell'ora inizierà lo spettacolo con i gelatieri, la bigiatura dell'uva, le origini contadine, il salame contadino e i roffioi. Insomma, non manca niente.